Giuseppe Todaro, in qualità di presidente dell'Associazione Storica Sicil Storia di Porto Empedocle, socio dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Empedoclina e membro dell'Associazione Nazionale Capo Matapan Mare Nostrum, nell'approssimarsi dell'80° anniversario della tragedia di Capo Matapan, avvenuta il 28 marzo del 1941, ove persero la vita 2.331 marinai italiani, di cui 354 siciliani e 27 marinai originari della nostra provincia, vuole ricordare la tragedia avvenuta. Tra le altre iniziative in memoria, i soci dell'associazione ricorderanno gli eroici scomparsi nel giorno di domenica 28 marzo con l'accensione di una candela. Gli agrigentini che persero la vita nella tragedia di Capo Matapan erano originari dei vari comuni dell'Agrigentino, come Sciacca, Licata, Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Menfi, Castrofilippo, Campobello di Licata, la nostra città. Per chi non conoscesse i fatti, Capo Matapan è un promontorio dell'estrema meridionale del Peloponneso nel Mediterraneo orientale, dove nella notte del 28 marzo del 1941 persero la vita 2.300 marinai, sottufficiali e ufficiali della Regia Marina italiana a seguito dell'affondamento da parte della flotta inglese di 5 navi da guerra italiani. Gli incrociatori Fiume, Pola, Zara, i cacciatorpedinieri Carducci e Alfieri fu la più grave sconfitta navale in Mediterraneo durante la Seconda Guerra Mondiale per la Marina italiana, inflitta da un nemico comunque di grandissime tradizioni nel campo navale e sicuramente superiore per mezzi e tecnologie dell'epoca. Basti pensare all'uso del radar, a noi allora sconosciuto, e delle navi portaerei, con la conseguente operazione aeronavale. Recenti studi inoltre hanno confermato che il nemico conosceva in anticipo i nostri piani operativi, avendo decifrato codici di comunicazione ultrasegreti.